No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, 19 dicembre 2017. Allora, ti faccio un po' il punto della situazione del matto delle puntine. Allora, il matto delle puntine adesso sta lavorando e si è trasferito a Jesolo e lavora in un'autoscuola. Il camper è quasi finito, diciamo per essere finito al 100% gli mancano i pannelli, quindi l'intenzione è togliere il mio e montarne altri due nuovi, più buoni, no? Dopodiché ci resta il webasto, che anche quella è una bella spesa, 1500 bomboloni, però quello casomai più avanti, insomma, dai, non è proprio indispensabile, capisci? È più un sistema di riscaldamento per le emergenze, perché quando tira vento forte mi si spegne la stufa, no? Purtroppo è così. Oppure può succedere a volte, magari trovi il distributore che non ti vuole fare il gas, tu sei in riserva, non ne trovi altri, che fai? Resta il freddo. Io volevo mettermi via un 7.000 euro circa così in banca per poter partire tranquillo, no? Cioè iniziare a mettermi a lavorare con i siti dal camper, perché sennò andare a lavorare sotto padrone ogni volta così non ti godi la vita, non metti via niente alla fine e non ti godi la vita, non hai mai tempo per far niente, non hai energia per far niente. Massimo sarebbe se no piuttosto un part time, ecco, però anche lì c'è il problemino del cane che quando verrà l'estate dove lo metto? Cioè sono costretto a rimanere in zona, capisci? Mentre in quel modo noi possiamo stare all'ombra, uscire nei momenti di più caldo e la sera invece si è tranquilli, insomma, capisci? E d'inverno problemi zero, se c'è la stufetta, lei ha la stufetta e sta bella al caldo. Comunque no, vabbè, sto tutto bene, sto vivendo una storia molto bella ed intensa con una bella ragazza, senza, senza aspettative, senza programmi né niente, così come zingaramente, come piace a me. E l'operazione al dente devo ancora farla. Un po' paura, un po' come insegna il buon Freud, il cervello tende a rimuovere i ricordi negativi e quindi mi dimentico sempre effettivamente che sto aspettando la risposta per togliere sto cavolo di dente che ti ricordo, o se tu sei nuovo e non sai, è un dente del giudizio stracazzuto, tutto dentro, tutto in orizzontale, posto tra un dente normale e il nervo facciale. Il problema è il nervo facciale, non è l'estrazione del dente in sé. Vabbè, tocchiamoci le balle. E per i video, cavolo, c'è ancora un po' di caos, vero Amy? Sì, raccontagli Amy, perché noi stiamo facendo tutti i spezzoni così, cioè un giorno sì, un giorno no, senza capo né coda, senza salutare, e dopo dobbiamo metterli insieme, capisci? E viene fuori tipo un video un po' così, un po' un casino, un ratatouille mediatico, capisci? Sì, no, lei sta tenendo il censimento dei cani qua al parco, li controlla tutti, vero Emmy? Guarda come li controlla. Sono andati via i Bau, Emmy? Eh? I tuoi amici Bau, dove sono? Sono andati via? Non ti vogliono più? Perché digli, era arrivato il tuo amico Artù, che è un Rottweiler e anche giovane, simpatico, molto gentile, era lì tutto buono e tu gli hai ringhiato dietro, povero Artù. E lui ci è rimasto male? Ma che faccia? Che sei un cane un po' malvagio, devi essere un po' più buono. Che faccia? Non ho neanche più usato il drone, vedi? Il lavoro si fa sentire. Cioè, il solito discorso, finisci quelle 8 ore di lavoro e basta, non ti voglio fare un cacchio. Ieri addirittura me l'ero messo in agenda su Google Calendar. Me l'ero messo, no? Ho finito il lavoro alle 7:30 così, andare in un altro parco per farmi la barba, no? È un parco che mi piace perché è veramente enorme e quindi lei ha i tiri di matto e prende e corre come una pazzoide. E dopodiché andare a Jesolo Lido, che sarà tipo a 5 km da. Sì, non li avevo anche misurati, vabbè, 5 km circa da qua, a fare un giro in centro o in riva al mare, no? Sì, arrivati qua, fatto la cena, vero Emmy? Abbiamo fatto le pappe di Emmy anche e poi basta. Cioè, non avevo più voglia di far niente. Eravamo demotivati, privati, in riserva energetica, vero Emmy? Che eravamo in riserva energetica. Eh? Sì, hai detto di sì.
E così bisogna tirarsi fuori un attimo da questa situazione chiusa alla fine, capisci? Ma neanche, guarda, non ho neanche avuto, Bobby Bobby, non ho neanche avuto ultimamente la voglia, la forza, la voglia, più che la forza, perché forza magari inizio a anche esprimermi un po' male con le parole, quindi non ho avuto la voglia di trovare dei posti dove andare, no? Quindi io mi sono trovato l'ultimo weekend, vabbè che il sabato l'ho passato al falegname, ma che non sapevo veramente dove andare perché non ho avuto voglia di cercare qualche posto carino da visitare qua nelle vicinanze. Poi vabbè, destino ha voluto che ho conosciuto là la zingara strafatona e sono andato a trovarla. Così siamo stati lì in compagnia, ho visto il suo camper, lei ha visto il mio, bla bla bla, cicicocò, cicicì, bla bla bla. E per questo weekend invece no, là ho preso, mi sono impuntato e ho trovato due o tre posti. Allora io volevo vedere l'Oasi dei Quadris, che sei quella che menzionava il signore, lo scrittore che avevamo trovato al lago di Cornino, no? Nella puntina del lago di Cornino. Altrimenti ho trovato altre oasi naturalistiche, tra virgolette in zona molto molto belle, altre vabbè un po' più distanti, tipo a Trieste o confine con la Slovenia, però di quei posti che a vederli in foto o anche dalla vista satellite di Google Maps sono cose spettacolari, cioè sei immerso nel wild veramente, e lì è bello da dormirci. Solo che, oh, per carità, io sai, devo trovare anche il giusto compromesso, perché il mio camper, per carità, magari fa anche i 110, 120, però la mia velocità massima di crociera è 70 all'ora, se no io vado via molto volentieri ai 50, 60. Questo proprio per un discorso diciamo di proporzione, stabilità, motore, velocità e tutto quanto che capisci solo quando guidi un certo veicolo. Col mio camper la sua velocità è i 50-60 all'ora, proprio per un discorso di vibrazioni, cioè di cambio, di stabilità, di frenata, di tante altre cose, no? E con altre macchine cioè, può essere che invece la velocità media è 140 all'ora e andare sotto quella velocità tu ti senti un attimo in stress, no? Perché ti senti sempre frenato e capisci, questa è una cosa che credo molti di tu abbiano ben nota. E quindi teniamo conto la mia velocità di crociera è di 50-60 all'ora, il fatto che non voglio fare le autostrade, primo per i soldi buttati via e secondo perché mi piace vedere tutti i paesini, i negozietti, i borghetti, poi ogni tanto trovo magari qualche piccola chiesetta, qualche campanile, qualche cosa strana, mi fermo, no? Qualche laghetto, quello è bello, a me piace viaggiare così. E quindi fare viaggi tipo di 200 km solo andata, e considerando anche che lavoro il sabato mattina, capisci che, cioè, come fai? Cioè, ti distruggi, fai solo il viaggio. Purtroppo è così, quindi per adesso a te vabbè cambia niente perché tanto non tutti sono veneti, ma per adesso sto visitando un po' i luoghi della zona, cioè nel raggio di 80 km di solito sto, capisci? Anche perché il tempo previsto di arrivo è sempre relativo, che tu corri piano o forte, poi dipende dai semafori che trovi, da chi ti trovi davanti, gli incidenti, le deviazioni, i lavori in corso, sai, è sempre così. Ah no, un'altra bella novità, io è da 2 giorni che non fumo, sto fumando solo la tromba elettronica e credo, questo lo dicevo spesso, che secondo me ho come l'impressione che quegli attacchi di panico, quei giramenti, quegli svarioni dipendessero dal fumo. Ho visto diminuendo le sigarette e fumando di più la sigaretta elettronica che diminuivano notevolmente. Adesso che è da 2 giorni che proprio non fumo più, fumo solo questa, oh, dormo da Dio e sto da Dio, non ho più tutte quelle informicolie alle braccia, eccetera, che vai tranquillo non è sinonimo di infarto, mi ero già fatto controllare perché anch'io l'avevo pensata, no? Quindi no, ero sano come un pesce, solo che probabilmente l'eccesso di schifezza nel sangue e nel cervello causavano questi tiri qua. Comunque adesso vediamo, ti dico. Intanto è da 2 giorni che sto veramente da Dio, poi vabbè, smonato e stanco per il lavoro, cioè psicologicamente stanco per il lavoro, ma fisicamente sto alla grande adesso, addirittura ho iniziato un po' anche a respirare, cioè so che ti può sembrare strana come affermazione, ma
mi sono trovato tipo andando di prima mattina al lavoro a tirare proprio di quei bei respiri profondi, no? Proprio avere il desiderio di tirare il respiro profondo che prima non ce l'avevo, no? Ero sempre chiuso col respiro corto, diciamo, no? E molto bello, molto bello. I liquidi me li sto facendo io, quindi come costi abbiamo eliminato anche il costo del tabacco, insomma, perché qua è irrisorio, no? Io mi prendo il glicole propilenico in farmacia, idem la glicerina vegetale. Per farti il liquido, se ti può interessare, fai un 50%, un 50%, ci aggiungi, io faccio un 4% di nicotina, quella in farmacia non ce l'avevano, sono dovuto andare in un negozio di sigarette elettroniche e su internet mi sono comprato gli aromi. Ho fumato per adesso il caramello, la cola che è buonissima, però mi ha stancato, adesso ho cambiato e adesso ho cioccolato. E quindi, per carità, in teoria di dannoso resta la nicotina, però se in confronto a prima, oltre a magari tutte le sostanze nocive che può avere il tabacco, comunque, cioè tu creavi combustione dentro i tuoi polmoni, cioè, dicevo sempre anch'io quando fumavo e spero di non ricominciare più che è da deficienti fumare, cioè, dicevo già allora, quindi un po' come quando prima di diventare vegetariano che mi sparavo merda da solo, quindi è importante sempre questa consapevolezza, insomma, vedi che poi sbagli e col tempo, appunto, essendo consapevole realmente dei tuoi sbagli, poi cambi e inizi a cambiare le tue abitudini, a cambiare la tua vita, no? Un po' tutto è iniziato così, sì. Un po' come adesso, no? Che mi sto lamentando del lavoro, ma continuo a lavorare, no? Stesso discorso, vedi, questa filosofia, chiamiamola, si sta ripercuotendo su tutto, no? Su vari contesti. Spero di non averti annoiato. Se sei annoiato e sei annoiabile, allora scusa, dai, insomma, Nemo. Che poi, aspetta. Vom, vom, vom. Ecco, la sigaretta elettronica serve anche a fare gli effetti speciali. Adesso magari mi sento un po' meno attivo, un po' meno mona del solito. Comunque no, guarda, più che altro comunque è il fatto che io veramente da tanto non facevo video, no? Quindi ho perso un attimo il via, capisci? Quindi devo un attimo riprendermi e poi vado spedito. Perché un po' lì è anche strano, cioè è una cosa che tu non sei abituato, no? Riprenderti, comunicare, essere te stesso, non è semplice, però vedi, quando inizi un po' alla volta, dopo ti viene tutto in automatico, no? C'è una sorta di forza centrifuga. E altrimenti poi, no, se devi ricominciare da capo, ti senti sempre un po' titubante, c'è quel filo, magari non so se è timidezza, questo non lo so, però insomma non ti viene più tutto così spontaneo, no? Ho detto che erano passati a trovarmi anche i puli qua che mi hanno fatto il terzo grado. Sì, te l'ho detto, dai, che erano stati gentili, che gli ho raccontato tutto. Sì, sì, sì. Tu. Ciao, sono la mascotte del canale. Ciao, mascotte del canale. Ho anche il piccio porta GoPro nel tetto. Buono che il piccio porta GoPro nel tetto. Molto buono. No, ma curati i pannellini adesso. Guarda che pannellini. Guarda che roba, che camper nuovo di Packen. Guarda che... Oh! Poi dipende sempre anche se con l'effetto luce che prende, che cambiano un po' colore, no? Se tipo sembrano più scuri, invece sono molto belli a vedere. Qua mi è rimasto il rossetto della badante.